Terra Nostra Treviso, l'organizzazione degli agriturismi associati a Coldiretti, si è riunita in assemblea. Tanti gli argomenti sul tavolo: modifiche statutarie, nuove strategie di comunicazione, il portale internet, le nuove normative che disciplineranno il comparto. Giuseppe Carlet, presidente di Terra Nostra, tiene a sottolineare il legame tra attività agrituristica e agricoltura. Terra Nostra vuole rimanere legata all'agricoltura, non liberalizzare come qualcuno vorrebbe, e quindi proporre l'agriturismo ideale che è legato alla produzione agricola e quindi ai prodotti a chilometri zero, per poi rientrare come Coldiretti in quella grande proposta che è Campagna Amica, il marchio di Campagna Amica. Terra Nostra riunisce 130 aziende agricole che richiamano decine di migliaia di turisti dall'Italia e dall'estero. Un settore che non sembra risentire della crisi economica, come conferma il segretario di Terra Nostra Treviso, Rinaldo Feltracco. Abbiamo avuto un generale incremento un po' in tutte le attività, sia ristorazione sia alloggio. Io considero una media fra la pianura e la collina un incremento circa medio dell'ordine del 10%, come fatturato, come presenze. Non poteva mancare a questo appuntamento il presidente di Coldiretti Treviso, Fulvio Brunetta, che anche in vista delle prossime modifiche normative tiene a precisare il ruolo centrale dell'attività agricola all'interno del settore agrituristico. L'attività di agriturismo non è altro che il completamento di un percorso che avviene in azienda agricola e che deve portare al consumatore o comunque al cliente i giusti valori e anche il giusto apporto, e da questo punto di vista io ritengo che quello che cerchiamo è proprio quella connessione, quell'attività che possiamo vivere direttamente quando visitiamo l'agriturismo. Entriamo per un attimo in questo studio ideale dedicato alla carne. Che bontà, carne di casa tua. Moreno Morello, ospite di Cronache Trevigiane, ma noi ci fermiamo qui e tra poco lo rincontreremo. Ed eccoci allora nuovamente in questa seconda parte di Cronache Trevigiane con Moreno Morello, che mi stringe... È un piacere essere qui, naturalmente è una frase di circostanza che dico in tua presenza. Allora Moreno, per 10 secondi in questa trasmissione stiamo parlando di questo progetto di due cooperative che parlano di carne del territorio, tu ospite di un talk show, ma mi sembra che comunque ci siano tante cose che dobbiamo imparare, no, sulla carne. Sì, quello senza dubbio. Io sono settimane che mi preparo per essere all'altezza dei tuoi interlocutori, tra l'altro una serata che ha veramente tutte le componenti necessarie per rendere l'informazione quanto più completa possibile. Abbiamo macellai, abbiamo persone che sono abituate a controllare la carne, a crescere gli animali, ma soprattutto a strafogarsi di carne, quindi non manca davvero niente, sei stato veramente intelligente nella gestione. L'hai architettata tu la serata. Allora, tu giri ovviamente l'Italia, allora questo territorio veneto, trevigiano, ecco, con tutta questa proliferazione di iniziative, esatto, di occasioni. Io dico che i trevigiani, ma i veneti sono molto affezionati alla loro terra. Io ho occasione, forse ho la fortuna di partecipare a molti eventi di valorizzazione, lo dico molto spesso, nelle TV locali, di valorizzazione dei prodotti locali e del territorio. Questo mi inorgoglisce e da un lato anche mi arricchisce, perché partecipandovi scopro delle cose di casa mia che magari ignoravo. E noi vediamo se sei stato bravo te, perché tra poco con uno degli organizzatori daremo il giudizio di Moreno Morello a questo talk show. A tra poco. Colpo di scena finale. The winner is Credito Trevigiano. No, non stiamo parlando di cinema, ma dell'Oscar di bilancio, prestigioso riconoscimento che la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana consegna alle imprese che presentano un bilancio chiaro e virtuoso. Sentiamo il presidente del Credito Trevigiano, Nicola Di Santo. È un bilancio fatto non da solo numeri, ma fatto di relazione, di persone, di gioco di squadra verso i suoi stakeholder, che sono i principali, i soci. È un bilancio chiaro, netto, che con trasparenza verso l'esterno mette in evidenza le peculiarità e quello che il Credito Trevigiano ha fatto verso la comunità e verso le aziende, verso le famiglie, verso il territorio. Bisogna continuare sempre a migliorare, guardare dentro se stessi, guardare gli altri, confrontarsi, competere e quindi riproporre nuovi modelli, nuove iniziative, sempre sotto l'innovazione
e la novità, ma soprattutto la novità delle relazioni, il rapporto stretto col territorio, il rapporto con i soci, il rapporto con i clienti. Io penso che l'anno scorso finalisti e quest'anno vincitori dell'Oscar sia un messaggio importante dare alla comunità che questa è una banca veramente legata al territorio che sa comunicare in modo efficiente ed efficace. Un trionfo che ha come degna cornice il cuore della finanza italiana, il Palazzo della Borsa di Milano. Una vittoria dovuta al lavoro di una squadra affiatata che consente a Credito Trevigiano di crescere anno dopo anno. Sentiamo il direttore di Credito Trevigiano, Umberto Longo. È la conferma del tanto impegno ed è la conferma soprattutto che il Credito Trevigiano sta crescendo in tutto, anche in termini di trasparenza e di politiche di bilancio. La serietà e la professionalità di Credito Trevigiano sono riconosciute dai massimi esponenti della finanza italiana. Sentiamo Renato Dallariva, uno dei membri della giuria. Credito Trevigiano si è distinto per la qualità dell'esposizione, per le motivazioni che poi sono state anche espresse rispetto all'anno scorso dove era entrato come finalista. Quest'anno il passo in più è riuscito a farlo. Allora rientriamo in questo studio ideale dedicato, come detto, alla carne, al consumo consapevole di questo prodotto. Abbiamo già incontrato nel corso della trasmissione Moreno Morello direttamente da Striscia la Notizia. Una trasmissione che non vedi perché stai sempre montando cronache trevigiane, non è vero? Certamente. E qui abbiamo il ristoratore Tino Vettorello che saluto e il veterinario responsabile dei servizi veterinari dell'Uslotto, ovviamente Stefano De Rui. Allora Moreno, li hai sentiti la passione che traspare poi da questi mestieri, veterinario e ristoratore? Tra l'altro passione che ho visto sono riusciti a trasfondere a tante persone che si sono divertite, hanno partecipato, era anche un pubblico preparato quello che era venuto qui oggi, quindi abbiamo imparato delle cose che io non conoscevo, siamo usciti tutti arricchiti dal punto di vista culturale in materia di carne. Tino, qui chiedono sempre filetto, ma i tagli della tradizione veneta invece hanno gusti e sapori molto più importanti e buoni del filetto. Beh, direi di sì, perché noi qui in Veneto abbiamo una grande cucina e noi ristoratori del nostro territorio riusciamo a farla, e in merito anche dei grandi produttori che abbiamo in Veneto, perché come dicevo prima la bravura non diventa solo da noi che siamo in cucina, ma perché ci danno un grande prodotto che noi non facciamo altro che trasformarlo e portarlo in tavola. Certamente, e questo prodotto che voi trasformate e portate in tavola prima è controllato dai nostri veterinari e i controlli qui sono severi e la zona, lei diceva poc'anzi che insomma il 99% dei casi i consumatori qui nel nostro territorio devono stare tranquilli. Sì, il nostro impegno diciamo in funzione della sicurezza alimentare dei prodotti, l'impegno della sanità pubblica veneta è anche quello di innalzare continuamente lo standard igienico-sanitario delle carni e di elevare quindi questo livello di sicurezza alimentare attraverso dei percorsi che vanno al di là di quanto la Comunità Europea prevede, e quindi con questo percorso in accordo con i produttori pensiamo di valorizzare anche il territorio in cui lavoriamo, in cui tutti quanti viviamo. Grazie anche a De Rui, a Vettorello, a Moreno. Noi ci fermiamo qui, un servizio che parla di consorzi di bonifica, il post-alluvione, come affrontarlo? Beh, sentiamo questo servizio. Un attimo, siccome siamo in area di Natale, io volevo assecondare una richiesta che tu mi fai da tanto tempo. Cosa devo scrivere? A Luca, con simpatia o con amici? Ci rivediamo tra poco. A dopo, guardate.